Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra puntata di 7 in punto, oggi dedicata ai bambini, ma anche ai genitori e agli adulti in generale, perché la nostra ospite, Chiara Bau, benvenuta. Grazie mille. È una illustratrice per bambini, ma anche una toy designer, ovvero una disegnatrice di giocattoli, e ha scritto un bellissimo libro illustrato, che ce l'abbiamo qui, il manifesto dei diritti dei bambini, che in realtà può essere letto molto più volentieri anche dai genitori assieme ai bambini, perché ha tantissimi anche, non dico consigli, ma cose evocative di quello che può essere un insegnamento per il bambino, ma anche per il genitore, è vero? Esatto. Vuole essere un manifesto, diciamo, un insieme di diritti che vengono contenuti nel diritto più grande, secondo me, di tutti, che è quello di cui io vorrei farmi portavoce, cui sento di farmi portavoce, che è il diritto di essere bambino. E il bambino deve essere protetto dal genitore, dall'adulto. Quindi con questo libro andiamo a responsabilizzare da una parte l'adulto nei confronti del bambino e da una parte andiamo ad aiutare i bambini ad ascoltare la loro voce dentro di sé. Allora, diciamo che viviamo in un'epoca molto competitiva, che ha molta fretta, si fanno crescere in fretta questi bambini. Sì. E il mondo che ci circonda non aiuta, perché telefonini, computer, televisione, tutto ci porta in una realtà anche difficile tutti i giorni. Questo libro ci riporta un po' una dimensione, quasi una bolla, che deve essere il luogo un po' protetto, appunto, di cui parlava poco fa. Sì. Dentro ognuno, anche dentro gli adulti, c'è un bambino. Se l'adulto riesce a conoscere e a preservare il suo bambino interiore, sicuramente poi riuscirà a farlo anche con il bambino che ha di fronte. In questo modo può insegnargli l'empatia e l'ascolto di sé. Quindi questa bolla in cui viene inserito il bambino, una bolla di protezione che però non è statica, ma è dinamica, perché cresce con il bambino. Il bambino, facendo esperienze, viene comunque sostenuto dall'occhio adulto e poi può crescere nella sicurezza e nella sua purezza, nel mantenimento della sua purezza e del suo sguardo sognante. Una purezza che diventa valore anche per la vita da adulti. Assolutamente, perché mantenere quello sguardo non è cosa facile. E come diceva Hemingway, se hai un cuore bambino non te ne devi vergognare, ma è un onore. È quello che ci permette di crescere centrati. È un onore, perché in questo piccolo libro, che in realtà è un volume che nasce da una lunga esperienza e preparazione di Chiara Bau, che ha studiato ovviamente tutta la parte della comunicazione, quindi laureata in scienze della comunicazione, ma poi anche al Politecnico di Milano per quanto riguarda la realizzazione di questi giocattoli con cui i bambini dovrebbero giocare. Sappiamo che giocano con cose molto pericolose, tipo il telefonino, appunto, come dicevamo prima, o comunque anche tutti i giochi, i videogiochi, tutte quelle cose che comunque sono anche molto violente, cioè hanno un approccio al mondo e una conoscenza della violenza che è sempre più anticipata. Diciamo che questo libro invece è come un antidoto anche, no? Che riporta parole come gentilezza, dolcezza, l'amore, l'accudimento. L'accettazione delle emozioni, tra l'altro. Adesso ormai i bambini sono usati come merce di scambio, come pubblico, come consumatori. Quindi li si vuole far crescere il prima possibile, li si vuole far sottostare a certe regole della comunità e questo non gli fa bene. Quindi io credo che riuscire a preservarli, a preservare la loro infanzia, la loro purezza sia la cosa essenziale. Più li manteniamo bambini dentro e più rimarranno puri. Ecco, prendendo in mano questo libretto già dalla copertina, ma poi abbiamo anche qualche immagine all'interno che ci accompagna per farci capire il mondo dei diritti del bambino, che magari molto spesso non ci accorgiamo nemmeno di violare con i nostri comportamenti. Queste immagini, le stelline, gli orsetti, i gattini,
non sono immagini sconosciute, diciamo, o innovative, sono immagini che ci riportano proprio a un'epoca passata in cui evocavano proprio questo mondo protetto, che forse oggi si è un po' perso, quindi è un po' anche un ritorno. Questo studio porta un po' avanti la ricerca in questo ambito, ma la riporta anche forse un po' anche ai tempi in cui queste immagini per me sono molto familiari, sì. ecco. Ogni immagine, ogni diritto è stato illustrato secondo certi simboli e secondo certe regole. Sono infatti, simboli, ecco, sono simboli che portano un'energia in sé, ogni simbolo, e l'energia che protegge e risveglia, quindi risveglia i sogni, risveglia la capacità di fantasticare, di vedere il bello attorno, ma anche a volte di accettare le cose più difficili, magari un'emozione difficile, il fatto di sentirmi fragile, anche quello lo porta. E ogni immagine, ogni diritto viene illustrata in maniera propedeutica per questo fine, per ogni... Adesso, pensando a quello che sta succedendo nel mondo, Sì. a cosa succederà a brevissimo, no? Sì. Pensiamo ai visori, io mi immagino questi bambini con i visori che vagano per casa, o l'intelligenza artificiale che propone un mondo anche di immagini iperperfette, iperdefinite, magari di tutti i tipi, una fantasia che ormai è molto influenzata dall'arte giapponese, per esempio, no? Cioè abbiamo perso qualcosa della nostra identità attraverso proprio il segno, il disegno, il simbolo. Adesso i bambini sono esposti a questa realtà che è fittizia, non è la realtà che toccano. È proprio per questo che dobbiamo portarli, secondo me, a riprendere il contatto, per prima cosa, con il loro corpo. Quindi dire: questo è il mio corpo, io sono questo, sono qui in carne ed ossa, ma non sono solo un corpo, sono anche un'anima, un cuore, uno spirito. E se io seguo quella voce interiore senza farmi influenzare dall'esterno, anche se fuori c'è l'intelligenza artificiale, comunque io sono centrato su di me e è il mio intento che mi porta a comunicare con i dispositivi, perché ogni strumento può essere usato nella maniera corretta, basta solo educare all'utilizzo. Quindi ho visto dai 4 anni sarebbe... Sì, dai 4 anni. C'è una dedica all'inizio che è molto bella, la possiamo leggere? Certo. Allora, insegniamo ai bambini a rispettare se stessi, i loro sentimenti, a dare ascolto al loro sentire e ai loro desideri. Insegniamo loro l'empatia e la capacità di ascoltare gli altri, capirli, accettarli e darsi la mano. Cioè, solo queste prime 3 righe, poi ce ne sono tante altre. A tutti gli adulti che si trovano di fronte alla responsabilità di educare e crescere i bambini del futuro, che siano maestri, professori, genitori, nonni o zii, o tutte le persone che comprendono che il modo migliore per insegnare è diventare un esempio e incarnare questi diritti in prima persona per trasmetterli alle future generazioni. Continuo? Prego. E per farlo non c'è modo migliore che tornare ad essere bambini, riconnettendosi alla purezza del proprio cuore, abbracciando quel bambino che hanno ancora dentro, che non hanno mai smesso e che non ha, scusate, mai smesso di sognare e di viaggiare tra le stelle. Infatti la stella è proprio viaggiare tra le stelle. La fantasia che ci viene un po' rubata sempre da questo pacchetto completo che viene già dato in mano ai bambini, giochi già fatti e finiti, che magari durano 3 minuti e poi fanno un bel volo. E poi si stancano e passano al prossimo. E invece è proprio anche il gioco non definito, il gioco simbolico è quello che li può portare a sviluppare una fantasia, perché meno è definita la cosa, l'oggetto che gli dà in mano, più lui può vestirlo di quello che vuole, quindi si sbriglia la fantasia. Io sono una forte sostenitrice di giochi non tecnologici, ma anzi di legno, cose anche con materiali naturali, organici, che rimandano anche dei profumi, delle sensazioni tattili, e quello insomma li può portare ad espandere veramente la loro fantasia. Quindi come toy designer so che ha un sogno nel cassetto, proprio legato a questa idea di gioco che dovrebbe un po' cambiare. Esatto, diciamo è un continuo di questo libro da un certo punto di vista, che questo libro si fa manifesto della mia volontà di difendere la purezza di ogni bambino, e anche i giochi io lo vorrei fare anche tramite i giochi, quindi portarli a giocare
per lavorare su se stessi, su ciò che non li fa stare bene, sulle loro emozioni, e tramite il gioco riuscire a dipanare quello che normalmente magari fanno più fatica, soprattutto se non hanno neanche un valido appoggio dal punto di vista dell'adulto. Allora tramite il gioco loro riescono a capire cosa si muove dentro di sé e a trasformarlo, perché ogni cosa può essere trasformata in maniera positiva. Io lo vorrei fare attraverso i giochi. Giochi appunto che dovrebbero avere tutte queste caratteristiche, esatto, che abbiamo detto, quindi nascere da mani umane, con esatto, materiali esatto, e da cuori umani soprattutto. E da cuori umani, esatto, certo. E... Da cuori, da materiale organico, un materiale che profuma, un materiale che ha un certo tipo di tocco, che ha un'anima, che porta una vibrazione, e questa vibrazione si può espandere dopo. Se il bambino riesce a portarla dentro di sé, poi può portarla anche al di fuori. Ecco, Chiara Baù è nata nel Parco Regionale dei Colli Euganei e di Monselice, sì, quindi forse anche questa sensazione della natura, sì, del profumo, delle esperienze fatte sensoriali, sì, sensoriali, che sono anche un diritto necessario appunto per conoscere e rispettare poi gli altri e la natura. Esatto. Quanti bambini magari crescendo in città non hanno neanche mai visto certi tipi di animali, certi tipi di piante, invece riuscire ad ascoltare il respiro di un albero, cosa può stimolare dentro un bambino? Cioè, un bambino può dialogare con la natura, e quindi perché privarli di questa magia? Ecco, una parte importante di questo libro è anche l'ascolto dei bambini, perché si parla di diritti, anche se io prima suggerivo che bisognerebbe farne anche uno sui doveri, perché molto spesso i genitori sono un po' schiavi dei diritti dei bambini, nel senso che sono crescono molto in fretta appunto, esatto, e hanno le loro pretese giustamente. Però è vero che tante volte non li ascoltiamo in quelli che sono le loro necessità, e forse da questo nasce anche... Sappiamo che tanti bambini manifestano anche in maniera o aggressiva o violenta, o comunque in maniera troppo vivace, il loro disagio, no? Sì. A magari dover vivere in un ambiente chiuso come quello della città, l'appartamento, il posto chiuso, non si può ovviamente più mandare un bambino a giocare lungo le strade in libertà, esatto, perché i pericoli sono, e anche non solo lungo le strade ma anche nei parchi, insomma sappiamo che la loro vita è un po' blindata, no? Sì. Più blindata, giustamente loro... vorrebbero respirare un po' di libertà, quindi almeno nell'ascolto forse questo aspetto dovrebbe essere valorizzato. Sì, l'adulto può fare tanto, perché nel momento in cui lui ascolta la voce del bambino, il bambino si sente compreso, si sente accolto, quindi non viene giudicato e dice: questa mia emozione, anche se mi fa male, va comunque bene, perché so che poi passerà e poi arriverà un'altra sensazione più bella, migliore, oppure cioè non mette in discussione quello che sente. L'adulto, se riesce ad ascoltarlo, gli dà come una conferma al bambino di esistere, e per il bambino è importantissimo essere visto dal genitore, visto e ascoltato. Tanti bambini si lamentano che i genitori nel tempo libero, invece di giocare con loro, si mettono col telefono a guardare i social e dicono: mia mamma non mi guarda, mia mamma sta su TikTok. E quindi è il genitore che dà il buon esempio in primis. I bambini guardano tutto, vedono tutto e copiano tutto. Quindi un genitore che gioca con il bambino, o magari se si mette a leggere un libro, gli legge un libro, o si inventano delle storie insieme, ci sono tantissime cose che si possono fare. Il genitore torna un po' un bambino, e il bambino capisce anche il punto di vista del genitore, quindi si crea un rapporto, ed è molto più facile dopo essere ascoltati l'uno dall'altro. Infatti dicevamo che una delle idee è appunto di leggere insieme questo libro, il bambino, sì, e l'adulto, e per esempio abbiamo qualche foto, adesso non so quelle che abbiamo disponibili, possiamo magari prendere quelli per cominciare. Per esempio questo qui che riguarda la notte, è il diritto all'essere fragili, mi sembra questo, provi a vedere. Sì, esatto, il diritto di essere fragili. Ecco, per esempio, partendo da questo disegno, no? Insieme un genitore e un bambino, su cosa potrebbero riflettere? Fuori c'è il temporale che fa paura, no? Esatto, il bambino però è dentro casa, quindi è nella sua area protetta, ed è protetto anche dalla coperta. Ancora meglio della coperta potrebbe essere l'abbraccio del genitore, della mamma, del papà, e anche il suo amico peloso in mano. In questo caso peloso. Quindi l'abbraccio è la cosa essenziale nel momento in cui il bambino si sente fragile, per fargli dire: stai tranquillo, io ci sono e non ti succederà niente. Quindi il diritto
ad avere paura, a sentirsi fragili, cioè dire no, ma dai, sei grande. No, non va bene sminuire. Io credo che l'ascolto sia veramente la prima cosa. Qualcos'altro abbiamo da vedere, così lo commentiamo, Davide, alla regia? Questo per esempio? Vediamo se riusciamo a capire qual è. La gentilezza è la mia più grande forza. Ah, la gentilezza è la mia più grande forza. E quindi questo, diciamo, è proprio uno dei più rappresentativi. Esatto. La gentilezza in questo paesaggio è rappresentata dalle onde gommose, delle colline. È tutto poi sorridente, perché l'anima per me ha un'anima, cioè il mondo ha un'anima, quindi anche gli alberi ce l'hanno, anche le montagne, le nuvole, qualsiasi cosa ha un'anima. E quando tu tratti qualcosa con gentilezza, quella cosa riverbera, quella sensazione riverbera dentro di te e ti dà forza. Noi invece scambiamo la forza con la prepotenza spesso, noi dobbiamo farci valere sugli altri, invece tramite la gentilezza noi possiamo arrivare ovunque, perché arriviamo al cuore dell'altro. Quindi alcuni spunti per riflettere insieme, come vedete non è molto, molto difficile iniziare un dialogo con il bambino a partire da queste immagini. Ecco qua il girasole che ride, che ci racconta che cosa questa immagine? È il diritto alla gioia, a giocare, quindi il bambino ha diritto di divertirsi, di gioire, di essere se stesso, di essere bambino alla fine, è la cosa più importante. E qui ho usato i girasoli, perché i girasoli guardano sempre il sole, sono sempre felici, e quindi ho detto cosa c'è di più felice di un girasole che è sempre rivolto verso la luce. Diciamo che è veramente come un balsamo questo libro da prendere in mano spesso per accompagnare una vita difficile che hanno i bambini in un mondo difficile, perché vediamo tutti i giorni cosa abbiamo davanti agli occhi, e aiutarli anche a non avere barriere, no? Perché spesso sono anche... C'è anche da dire, questa generazione di figli, almeno qui dalle nostre latitudini, sono figli unici. Sì. Quindi la solitudine nel confronto, non c'è nemmeno quel confronto dolce, magari con una sorellina, un fratellino, e anche nei confronti dell'altro c'è comunque uno spazio, no, che divide dall'altro, non c'è la sorellanza, la fratellanza, c'è un altro bambino che può essere amico, tutto quello che vuoi, però non è fratello. Quindi anche questo per loro, per crescere così, non è facilissimo. Non è facile, però proprio noi adulti allora li dobbiamo accompagnare, a condividere. A non farli diventare troppo diffidenti, anche perché post-Covid abbiamo anche questo problema. Perché questo porta all'individualismo alla fine, alla lunga. E noi invece dobbiamo ricostruire anche la comunità, perché un bambino impara a relazionarsi con i suoi coetanei e altri adulti. Quindi è importante il contatto fra di loro. Loro sviluppano, i bambini che vengono portati a scuola più tardi, infatti hanno più difficoltà ad integrarsi. I bambini che vengono portati più piccolini invece riescono a sviluppare capacità sociali con maggior facilità. Quindi prima si inizia a farli socializzare, meglio è. È importante. Questo libro ha già qualche mese di vita, perché è uscito nel 2024, dicembre, quindi siamo a pochi mesi, però insomma qualche feedback c'è stato, qualche già esperienza, qualche commento di qualche genitore o bambino che lo ha visto, letto? Sì. Ho trovato molti commenti da parte di genitori che nel leggerlo ai propri figli si sono ritrovati a farsi un'analisi interna, a dire ma io questo non l'ho vissuto, e quindi hanno capito l'importanza prima di recuperarlo per se stessi e poi di farlo con il proprio figlio. E quindi questa è stata una bella soddisfazione, perché il mio intento era proprio unire il genitore e il bambino a fare qualcosa insieme. E così, insomma, ci sono riuscita, diciamo che ha portato la magia. Qualche mail o qualche lettera, cosa è arrivato? Sì, anche commenti, anche sui social mi hanno scritto, mi hanno detto no grazie, bellissimo, non pensavo che mi aiutasse così tanto. Alcuni si sono anche commossi, delle mamme si sono commosse, mi hanno detto guarda, mi è venuto da piangere, perché mi sono resa conto quanto tempo ho sprecato, quante cose non ho fatto e quanto ne avrei bisogno invece. E a un certo punto da adulti dobbiamo imparare a darcele, se non ce le hanno date ce le dobbiamo dare noi in primis, quell'amore e quell'ascolto, e nel momento in cui lo facciamo saniamo tutte le nostre ferite e siamo liberi di crescere dei bambini molto più sani, emotivamente. Che bello però questo modo, ma da dove deriva tutto questo amore
per cambiare un po' anche il modo di approcciare i bambini, addirittura dal titolo si capisce che c'è la volontà di cambiare qualcosa, il manifesto dei diritti dei bambini, insomma è un po'... È il primo passo di ambizioso. Sì, sì, è il primo passo di una piccola ribellione mia che è stata interna, perché ho visto genitori che portano i figli a fare quello che loro vorrebbero, non che i bambini vogliono, e dicono io non ho potuto fare questo, quindi lo faccio fare a te, ti obbligo a diventare un'altra versione di me alternativa. Quando il bambino nasce già con tutto quello di cui ha bisogno, perché in ogni bambino c'è un seme, e in quel seme sono custoditi i suoi talenti, i suoi sogni e il suo modo di essere naturale. Se noi lo sporchiamo con i nostri desideri, con quello che vogliamo, magari per farci vedere che siamo dei bravi genitori, quindi abbiamo il figlio super talentuoso, abbiamo il figlio che fa il corso di inglese, il corso di equitazione, non hanno tempo libero questi bambini. Quindi ho voluto ribellarmi un po' a questa cosa. Infatti uno dei diritti è ho diritto alla curiosità e anche di studiare quello che voglio, esatto, per diventare ciò che voglio. Quindi... Esatto. Ogni bambino, secondo me, internamente sa già cosa vuole diventare e nella sua anima è già scritta la sua missione. Quindi dobbiamo semplicemente ascoltarli, guidarli, dire no quando serve, però ascoltiamo quello che vogliono fare, quello che desiderano fare loro, non quello che desideriamo noi. Stavo cercando un'immagine, eccola qua, quella del cuore, che vedevo che dalla regia l'avevano mostrata varie volte, questa immagine del bambino che si tiene un cuore in mezzo, così molto forte forte, che non è il suo, no? Però dice, ho il diritto di ascoltare il mio cuore e fare ciò che sento giusto, quindi anche quello che dicevamo. Esatto. C'è già dentro di loro l'idea del bene. Lo sanno già, loro sanno già tutto. I bambini nascono che... Quindi non sono da correggere. Dovremmo essere noi a imparare su questo. Quindi sono da correggere nel momento in cui vediamo che è perché spesso sono anche degli atteggiamenti molto forti, molto forti, un atteggiamento con forte i bambini, tra bambini. Tra bambini, però un atteggiamento forte nasconde in realtà un disagio interno. E quindi non dobbiamo andare a punire il bambino per quell'atteggiamento, dobbiamo capire perché è stato generato e poi lavorare sull'origine di quel problema. E è l'ascolto la prima cosa, secondo me. Non è facile, anche perché prima bisogna farli parlare, imparare a farli parlare, ma anche a volte metterli nelle condizioni di... Forse tante volte appunto abbiamo anche un modo di parlare loro da bambini, o da troppo adulti o da troppo bambini. Anche la giusta misura nell'utilizzare un linguaggio che tiri fuori la loro autenticità. Sì. Anche il loro carattere, esatto, la loro espressività. E la loro voce. Però se noi sappiamo dialogare con loro, è importante, loro si sentono accolti, si sentono sullo stesso piano, cioè noi dobbiamo metterci sullo stesso piano a livello emotivo, dopo ovviamente dobbiamo essere guida e faro per loro, quindi un punto di riferimento, e lo facciamo con l'esempio, perché non c'è parola che tenga di fronte a un esempio. Se il genitore è centrato su se stesso, il bambino imparerà a essere centrato su se stesso. Se il genitore ascolta le proprie emozioni, il bambino farà lo stesso. È molto collegata la cosa. Allora, per chi non fosse ancora convinto, eccola qui, la copertina, il manifesto dei diritti dei bambini di Chiara Baù, edizioni Pane e Sale, la casa editrice è appunto il gruppo Rusconi, edizione e teoria. E lo trovate dappertutto, insomma, quindi sarà facile ritrovarlo, in attesa che arrivino anche i giocattoli, perché esatto, vediamo l'ora e di poi vederli. I prossimi libri. E i prossimi libri. E i prossimi libri anche, esatto, bene. Sì. Ci sono già dei libri in lavorazione. Quindi sempre su questi illustrati? Sì, sempre illustrati, sempre con la stessa casa editrice. Sempre con la stessa casa editrice, esatto, sempre rivolti a genitori e bambini. Sempre genitori e bambini insieme. Bene, quindi tenete d'occhio appunto quello che sta succedendo in questo ambito. Credo che un minimo di curiosità l'abbiamo stimolata, a me l'ha fatta venire, e voglia anche di mettersi un po' in gioco, no? Questo nuovo manifesto dei diritti dei bambini. Anche l'informazione, come sapete, spesso si pone questo interrogativo, molto spesso fa delle cose formali e non sostanziali, tante volte bisognerebbe fare delle cose sostanziali per proteggerli anche da quello che trasmettiamo noi. Grazie per essere stati con noi, e noi ci vediamo domani. Arrivederci e in bocca al lupo. Arrivederci.